Mister Solari nel pre-partita aveva chiesto una squadra di leoni. Che vado hai visto è stato un leone. Credo che oggi abbiamo fatto la partita giusta che dovevamo fare su questo campo, perché noi arriviamo ovviamente da un campo in sintetico, in questo periodo dell'anno ovviamente chi gioca sull'erba naturale ha qualche vantaggio, perché ovviamente non è estate o la primavera in cui i campi sono pressoché simili al sintetico. Oggi è stato un campo da battaglia e credo veramente che la mia squadra ha fatto una grande battaglia cercando di giocare sempre come abituata. Abbiamo creato diverse palle gol, alla fine poi siamo riusciti a fare questo benedetto gol. Sono veramente contento, veramente complimenti ai ragazzi, anche perché abbiamo concesso davvero poco. Sia lei che Ascoli avete cambiato qualcosa a livello offensivo nella formazione iniziale e le due formazioni sono sembrate un po' studiarsi per tanto tempo, poche occasioni, sicuramente poi alla fine si può dire che il Vado abbia dato qualcosina di più e che tutto sommato l'1-0 si è meritato, anche perché forse manca un rigore nel primo tempo. Lei ha visto un certo predominio da parte della sua squadra? La partita è ovvio che è stata una partita complicata, la partita l'Imperia è una squadra forte che poi è abituata a giocare su questo campo, è complicato venire a giocare qua e vincere qua, da sempre, storicamente. Io nelle ultime due volte che sono venuto qui ho perso due volte al 95esimo, quindi diciamo che l'aspettavo da un paio d'anni questa partita, una vittoria del genere, per cui davvero ringrazio i ragazzi perché mi hanno fatto un grande regalo. Ecco, diciamo che sfata anche un po' la maledizione degli ultimi pareggi, avete un po' di pareggite, oggi tornate a casa con 3 punti e le chiedo, sicuramente sarà soddisfatto e le chiedo se tra una settimana, anzi meno, riapre il mercato, se ha qualche richiesta, se la società si sta muovendo in tal senso. Assolutamente sì, la società sa dove dobbiamo, diciamo, tappare le lacune, perché ci sono state alcune defezioni, alcune partenze, comunque, e quindi vediamo di andare a tappare quel poco che manca. Io sono molto soddisfatto della squadra che ho a disposizione. Sicuramente qualcosina in una zona del campo la società sa che ci manca, ecco.